Buongiorno, siamo in Friuli Venezia Giulia, provincia di Pordenone, comune di Barcis, nella località Le Roppe, sulla sponda nord del lago, molto a monte del centro abitato. Qui all'incrocio con il sentiero CAI 974 che conduce al Beacquum Lassa incontriamo una piccola edicola a pilone, molto carina, un'edicola segnavia che si trova in una posizione particolare perché segna l'inizio di questo percorso ed è anche posta in relazione con le case, alcune case del centro abitato di Roppe che ora vediamo sullo sfondo, non abitate stabilmente. Questa piccola edicola si erge su un basamentino originariamente delimitato da pietre calcaree che formavano una sorta di giardino. Adesso ecco lo vediamo, purtroppo non più coltivato come si usa fare da queste parti, ma abbandonato. Accanto all'edicola un albero. L'edicola è molto graziosa, semplice, intonacata, ma molto graziosa. Ora la vediamo in particolare, eccola, ecco la parte sommitale, l'edicola è dedicata alla Madonna. All'interno vediamo uno spazio molto semplice, intonacato, coperto a volte, intonacato, dipinto di azzurro, con una statuina della Madonna e con alcuni piccoli oggetti. Ecco, ora percorriamone il perimetro, sullo sfondo l'abitato di Roppe di un tempo, ed ecco l'edicola, semplicissima, essenziale, coperta da tegole, semplice, con una muratura intonacata rozzamente, una piccola edicola segnavia.